Dal comunale di Santa Teresa di Riva, amici di Wisport, ben trovati col campionato di prima categoria, 16ª giornata tra Casalvecchio e Caggi. La prima reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Linguaglossa, la seconda reduce dalla vittoria per 4-2 contro il Riviera Nord. Obiettivi in questo momento diversi per quanto riguarda la stagione di entrambe le squadre. Primo posto da difendere per il Caggi, deve invece cercare di allontanare la zona playout il Casalvecchio. L'11 scelto da mister Camarda per questa sfida: Montesanti, Costanzo, Mazza, Donato Vaccaro, Chirillo, Mannino, Cantarella, Silvestro, Franco Loiacono. Si parte col film del primo tempo. Dopo 9 minuti primo tentativo di Chirillo tra le braccia di Bonanno, al 10° la conclusione invece di Cantarella che si ritrova la sfera al limite dell'area, deviata 2 volte, la seconda in calcio d'angolo ancora da Bonanno. Minuto 13, attenzione al primo episodio arbitrale della partita. Cantarella riceve in area, avrebbe l'occasione per calciare, viene toccato da dietro, o almeno così sembra, perché secondo il direttore di gara è simulazione del numero 10 del Caggi. A rivedere il replay probabilmente ci ha visto anche giusto. Ancora Caggi in zona offensiva al 15°, Loiacono ruba il pallone, prova per vie centrali su Chirillo che salta l'avversario, Mancino che però termina al lato. Al minuto 16 ancora Chirillo protagonista, qui cerca e ottiene il triangolo con Cantarella. Chirillo col solito esterno basso a mettere in seria difficoltà Bonanno e a trovare lo 0-1 della formazione di mister Camarda al 24°. Ancora un calcio di punizione per il Caggi. Donato prova a metterla dentro, viene allontanata o almeno toccata un paio di volte, sfera che allora carambola sul mancino di Vaccaro, cross dentro, un'altra deviazione, poi Cantarella sgancia il destro. 0-2 Caggi. Il numero 10 dopo l'assist a Chirillo trova anche il primo gol personale di giornata. Rivediamo, destro di prima intenzione, non può nulla Bonanno, scaglia frecce verso la telecamera, salvo Cantarella, rimessa laterale di Chirillo al 25°, un tocco, un secondo, poi Loiacono, che chiusura della difesa del Casalvecchio in questo caso. 29°, Chirillo cerca Franco, ancora per Chirillo, gioca benissimo il Caggi. Chirillo cerca spazio, temporeggia, vuole il triangolo con Cantarella, ancora Chirillo dentro, l'uscita di Bonanno a chiudere l'occasione del 3-0 al 32°, però calcio di punizione per il Caggi con Cantarella che sistema il pallone, siamo intorno ai 25 metri, passa il suo destro, stavolta Bonanno non è perfetto e 3-0 Caggi. Ancora un gol per Cantarella che fa doppietta al 35°. Invece la formazione di mister Camarda chiude i giochi definitivamente. Illuminante il passaggio di Franco per Chirillo che col piattone non sbaglia. 4-0, doppietta per Cantarella e doppietta per Chirillo al 36°. Prova a reagire il Casalvecchio che fin qui non si è visto, combinazione tra Nipo e Garufi. Il numero 10 cade in area anche in questo caso per l'arbitro e cartellino giallo e simulazione. Punizione, ultimo tentativo del Casalvecchio nella prima frazione con questo tentativo in girata acrobatica di Rovito che va a scheggiare la traversa. Termina così invece il primo tempo al comunale di Santa Teresa di Riva, gara che sembra non aver più nulla da dire, quella tra Casalvecchio e Caggi. Risultato tondo tondo di 4-0. Partiamo con la ripresa, il copione non cambia, subito Chirillo che prova a cercare la tripletta su calcio d'angolo di Costanzo. Al 59° Franco in acrobazia sfiora il gol del sabato, la mette leggermente fuori. Al 60° punizione del Casalvecchio con Cicala che non inquadra lo specchio della porta. Minuto 63 Cantarella, anche lui su calcio di punizione a cercare la tripletta, a trovare solamente il legno a strozzare l'urlo in gola. Minuto 72 escono Chirillo e Silvestro, entrano Dall'Ura e Iervolino. 3 minuti più tardi fuori Costanzo e dentro Scandura. Al 78° secondo giallo per Restifo che lascia i locali in 10 uomini e poi il triplice fischio al comunale di Santa Teresa di Riva. Vince ancora il Caggi, lo fa per 4-0 sul Casalvecchio e porta a 4 i punti di vantaggio sull'Agron Savoca che domani dovrà rispondere sul campo delle Santa Venerina. Un cordiale saluto amici di Wisport e come sempre alla prossima!